Maxi tamponamento tra mezzi pesanti in A4 all'altezza di Portogruaro, un morto e un ferito grave, caos in autocronaca con la tragedia che si è consumata nel pomeriggio in A4 a Portogruaro. Maxi incidente tra mezzi pesanti lungo la A4 all'altezza di Portogruaro e bilancio tragico con un morto e un ferito in gravissime condizioni che sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere. Attorno alle 16:30 in direzione di Venezia 3 camion si sono scontrati per cause in corso di accertamento mentre procedevano in direzione di Venezia ed erano a circa 3 km dal casello di Portogruaro. Uno dei mezzi pesanti dopo il tamponamento è finito contro la barriera New Jersey centrale invadendo anche la carreggiata opposta. Sul luogo sono intervenuti, come si vede dalle immagini di portogruaro.veneto.it del blogger Stefano Zanet, vigili del fuoco, il 118 e la Polstrada. Ai soccorritori si è aggiunto poco dopo l'elicottero del SUEM. Il traffico è andato subito in tilt ed è stata decisa la chiusura della A4 tra Portogruaro e San Stino, con code chilometriche che si sono formate in breve tempo. Code anche nella carreggiata in direzione di Trieste, proprio perché uno dei mezzi pesanti ha parzialmente sfondato il guardrail centrale. Nell'incidente potrebbe essere rimasta coinvolta anche un'auto, mentre uno dei camion avrebbe perso il carico di cereali, allungando i tempi di ripristino della viabilità. Adesso una breve pausa.